Chi ha paura delle notizie? Non certo i cittadini comuni, non certo i lettori che vogliono essere informati, non certo i magistrati o i giornalisti. Giornalisti, avvocati ed esperti di diritto internazionale a confronto sul diritto di cronaca e la libertà di informazione, dopo l'imposizione dell'Europa di vietare ai cronisti la pubblicazione degli atti sulle ordinanze di custodia cautelare fino alla chiusura delle indagini preliminari. Il potere ha paura delle notizie, i parlamentari hanno paura delle notizie, i ministri che poco opportunamente rimangono impigliati in intercettazioni che descrivono comportamenti non illegali ma certamente poco opportuni. Loro hanno paura delle notizie. Diverse le voci, i nomi e gli interventi come questo dell'avvocato mestrino Rampinelli, in totale disaccordo con chi sostiene la riforma Cartabia abbia accentrato la comunicazione nella sola figura del procuratore, il quale, ed è un fatto, decide cosa sia o non sia notiziabile, ovvero riveste pubblico interesse, rendendo da un paio d'anni, cioè dall'entrata in vigore della Cartabia, difficile il lavoro di giudiziaristi e neristi. In tutte quelle indagini, quella che viene definita la fuga di notizia o la pubblicazione di un atto che non doveva essere pubblicato, continua ad avvenire, continua tranquillamente ad avvenire. Quindi io questo bavaglio non lo vedo. A Zellarino, giornata di mobilitazione lanciata dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana per rivendicare la libertà di stampa e a tutela dei riders dell'informazione. Lanciata dalla FNSI a inizio d'anno e che si salda anche non solo con la libertà, indipendenza e autonomia della stampa, ma anche con quello che noi definiamo la dignità professionale, perché uno dei bavagli che abbiamo è anche il precariato, lo dobbiamo dire. Un giornalista che è precario, giocoforza, è un giornalista meno libero.